Andrea Franzoso, presentando una pista teatrale praticamente ricavato dal suo libro Era un bullo. La prima impressione, a Portoviro con un incontro tra l'altro con decine di ragazzini, qual è l'impressione? Allora, il silenzio, l'attesa, l'attenzione dei ragazzini, le domande che poi hanno fatto, tantissime alla fine dopo lo spettacolo. Questo è il primo spettacolo, la prima replica fatta in provincia di Rovigo, qui a Portoviro. E li abbiamo visti davvero rapiti, tante davvero le curiosità rivolte agli attori, le domande fatte agli attori, a me e così via. Quanto secondo lei rimane a loro di questo libro praticamente? Questo è un libro molto amato dai ragazzi, anche di solito da quelli che non leggono, anche dai bulletti, lo dicono gli insegnanti, ma anche gli stessi ragazzi che scrivono, magari ci cercano sui social. Questa è una storia vera, questo colpisce ancora di più, forse anche questa è la forza, no, di questa storia, che non è inventata, ed è una storia di riscatto, una storia in cui una persona considerata perduta e irrecuperabile in realtà riesce a ricominciare, a iniziare una nuova, no? Però nell'immaginario la simpatica canaglia ha sempre un fascino particolare, specialmente negli opposti sessi. Questo è difficile poi dopo far capire che non è questa la via giusta. Tra l'altro lei ha fatto il libro successivo su Matteotti, quindi parla molto di etica, e qua si rientra sul discorso dell'etica. Sì, il male attira, le vite storte oppure appunto i bulli, i prepotenti, come posso dire anche i cattivi ragazzi attirano. Però io noto che leggendo questa storia prendiamo i ragazzi magari lì dove loro sono più attratti e li accompagniamo a fare un cammino che i ragazzi hanno ascoltato oggi è ritornata, l'ha pronunciata la volontaria, un insegnante di lettere in pensione che fa il volontario in carcere, Fiorella, che ha detto a Dani a un certo punto: ricordati che quando nella vita saranno difficoltà, a salvarti non saranno i soldi, ma il sapere, la conoscenza. Molta della rabbia dei giovani oggi è legata anche a questo, alla mancanza ad esempio di parole, il lessico è impoverito, i nostri ragazzi purtroppo conoscono poche parole, e avere poche parole significa avere poche possibilità anche di raccontarsi, dare voce a ciò che hanno dentro. I segnali per migliorare questo non ci sono, però. Purtroppo lei probabilmente è forse più ottimista di me, però i segnali del privilegio della parola, del primato della parola, si stanno perdendo. Lo so, purtroppo sì, per questo bisogna invitare i ragazzi a leggere, a educarli alla lettura, ma l'esempio devono darlo anche gli adulti, perché anche gli adulti non leggono. Esatto. E se dovessimo guardare le statistiche, i lettori forti in Italia, chi legge di più, è la fascia d'età quinta elementare, prima media, se voglio guardare, no? È chiaro che se un ragazzo in casa non vede un papà o una mamma che con un libro in mano, mica si possono convincere a parole che è bello leggere. È l'esempio che conta, è la passione, e non si può insegnare, far innamorare qualcuno se non c'è l'amore e la passione dentro noi stessi.